Pronti? 1, 2, 3. Buona. Ed è Anita Spritz a schizzare il comando, mentre piccolo problema per Giamaica Ferro che rientra in ultima posizione ma risbaglia. Numero 5, Seconda posizione alla corda, Giamaica Vamos Ferro P. All'esterno squalificato. Eclair Magic, lungo lo steccato Victor Trio, a precedere Beren, quindi Antonio Boccino, poi ancora Barba Bietolo Pel con all'esterno Bramante Horse, 15,6 per i primi 200 metri di corsa. E Anita Spritz prosegue in vantaggio. Avanza al largo Eclair Magic, 38 per il primo quarto. Anita Spritz prosegue in vantaggio, Eclair Magic prosegue all'esterno, anche se Manuel Pistone non sembra intenzionato a dar strada. Primi 600 se ne vanno in 46,4, con Anita Spritz e Eclair Magic sempre apparigliati. Poi ancora Victor Trio che ha lasciato la corda. Lungo lo steccato c'è Vamos OP, poi Beren, quindi Antonio Boccino, Bramante Horse e Barba Bietolo Pel. 1 minuto e 6 decimi per i primi 800 metri di corsa. Sono 3 i giri da percorrere, il ritmo è cadenzato in maniera svizzera da Manuel Pistone che fa un altro paletto in 15,1, 1,15,7 il primo chilometro. Anita Spritz e Eclair Magic sempre apparigliati, poi Vamos OP allo steccato, Victor Trio in seconda pariglia e muove in terza ruota Antonio Boccino. 1,37 i primi 1200 metri di corsa, si prosegue sul piede dell'1,15,5, Antonio Boccino aggira Eclair Magic, si porta allo scoperto, mentre Anita Spritz continua sempre in vantaggio. La curva passata in 15, Anita Spritz, poi Vamos OP, Antonio Boccino, quindi ancora Bramante Horse che ora si muove con decisione. Anita Spritz in vantaggio, bella agganciata alle guide anche perché l'occhiale di destra è sceso e quindi ovviamente a cavallo inizia ad andare più di lena. 14,5 davanti alle tribune, Anita Spritz in vantaggio, guadagna margine nei confronti di Vamos OP. Antonio Boccino che per il momento fa fatica all'esterno, viene in terza ruota ora Bramante Horse che si è fatto una curva sotto ma ora deve andare perché Anita Spritz ha preso una decina di metri di vantaggio. Barba Bietolo Pel sulle tracce di Bramante Horse, la dritta di là passata in 14,3. Anita Spritz in vantaggio a 300 dalla conclusione, arrivano Bramante e Barba Bietolo, ci prova anche Beren che però è più distante. Anita inizia a essere richiesta, si avvicina pericolosamente Bramante Horse, filato da Barba Bietolo Pel, sbaglia Bramante Horse e lascia Anita Spritz in vantaggio. Barba Bietolo Pel che ha l'autostrada di dentro, Barba Bietolo Pel, ancora Enrico Bellei vince nettamente, mentre c'è la lotta per il secondo posto con Anita Spritz che si difende ancora da Beren. 1,15 preso sulla testa, quindi vale meno per Barba Bietolo Pel, Enrico Bellei per Afrim Schmidra, i colori del signor Raffaele Garofalo. Nel finale il successo del figlio di Mondiale OK, che riapprezziamo nelle immagini, vincere in maniera comoda sulla disgrazia di Bramante Horse con il quale avrebbe fatto sicuramente una bella retta d'arrivo. Seconda è ancora l'iniziale animatrice Anita Spritz, al terzo Beren.